Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Una buona giornata a tutti, ben ritrovati anche in questo primo venerdì del mese di maggio nel nostro appuntamento con le stelle di Radio.0. Andiamo a sentire cosa ci raccontano oggi, un buon ascolto! Iniziamo dagli amici dell'Ariete. Nel pomeriggio la Luna, Saturno e Giove parteggeranno per voi. Con chi amate quindi raggiungerete un accordo piacevole, con sintonia di idee ed energie. Vi deciderete poi a dedicare del tempo a un familiare che vi sarà grato per la vostra grande generosità. Toro, con la Luna in Pesci in sestile a Venere congiunta, in mattinata gestirete le relazioni del vostro team di lavoro in modo piacevole e soddisfacente. Questa amicizia astrale vi farà sintonizzare i ritmi che rischiano di non coincidere tra voi e il partner. Gemelli, grazie a Mercurio che transita nel segno, un dialogo sincero e diretto con un vostro caro cancellerà le tensioni vissute recentemente per sciocchi motivi. Saturno è in Acquario, la concretezza, la decisione e la volontà vi porteranno ovunque vorrete. Cancro, nel pomeriggio con la Luna avversa in Ariete proverete a risolvere una controversia in famiglia, ma avrete più di una difficoltà, non vi buttate giù però. Assaporerete il brivido delle novità e lo dovrete a Urano complice sia in amore che nelle amicizie. Leone, a causa di Saturno contrario con il partner vi toccherà dimostrare impegno e dedizione che vale la pena superare ogni ostacolo per stabilire un'autentica sintonia. Avete la testa piena di idee, ma dovrete applicarvi con più slancio se volete tradurle concretamente. Vergine, in mattinata la Luna è controversa, con chi vi è accanto continuerete a sognare e a illudervi a vicenda, puntate sulla voglia di costruire qualcosa insieme. Marte in favorevole sestile e di grande sostegno oggi nella realizzazione di operazioni finanziarie, acquisti e affari. Bilancia, con la Luna pomeridiana malandrina, se siete single potrete condurre liberamente il vostro gioco, chi invece è in coppia si lasci guidare per moltiplicare l'intesa. Plutone è comunque mal disposto oggi, con la dolce metà tenderete a celare più che a manifestare i vostri sentimenti. Scorpione, con Marte sorridente avrete oggi una certa grinta che non vi alienerà però simpatie, perché saprete essere gentili e se necessario altruisti nella giusta maniera. La dissonanza di Venere spingerà la dolce metà a eccessive richieste, creando qualche inquietudine. Sagittario, per merito della Luna nell'amico Ariete nel pomeriggio potrete tuffarvi in emozioni forti, accettando di partecipare a iniziative di ampio respiro. L'amato, anziché condividere le vostre idee, vorrà fare però a modo suo, vi accorgerete per una volta che aveva ragione. Capricorno, in mattinata la Luna abbraccia Plutone, raccoglierete intorno a voi diverse persone che vi stimano, aumentando la sicurezza in voi stessi. Saprete dare la giusta risposta a un imprevisto, circondando con grande senso di protezione chi vi sta a cuore. Acquario, per colpa di Venere ostile ne farà oggi le spese la vita a due, non sarete in vena di smancerie e non riserverete a chi vi sta di fianco né coccole né tenerezze. Mercurio vi aiuterà però a ritrovare una buona intesa mentale, a risolvere alcuni motivi di attrito. Pesci, con il partner non tutto è perfetto, ma con la Luna che sorride a Plutone e a Venere voi sopporterete i suoi sbalzi d'umore e la dolce metà sopporterà le vostre pretese. Un amico fidato vi darà inoltre un supporto pratico per realizzare finalmente un vostro ambizioso progetto. È tutto quindi per oggi dalle stelle di Radio.0 in questo venerdì. Vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0